Roberto, siamo qui a Cesena, quindi mi viene naturale partire dalle vittorie conquistate nel campionato europeo con Mac Grace SM. Mac Grace è stato il cavallo che mi ha permesso di vincere l'Europeo a Cesena, insomma ero arrivato secondo, terzo, quarto, tante partecipazioni, però Mac Grace è stato veramente un campione con la C maiuscola per quel che riguarda la mia opinione, non ci sono dubbi, tant'è vero che il primo anno l'abbiamo vinto al Race Off, ma il secondo lo ha vinto in modo poco complicato, mandando tutti a casa presto, quindi per me è stata una grandissima emozione. Poi, se ti devo dire la verità, non mi ricordo esatto il primo e il secondo anno, ma misero uno striscione che mi fece piacere in modo particolare. Era in dialetto romagnolo e c'era scritto: col sole e il vino buono in Romagna si fa il campione. Era scritto in dialetto e so che c'era lo zampino del presidente di Hippo Group, quindi diciamo è un aneddoto che mi fa particolarmente piacere. Tu sei romagnolo di Ravenna, però Cesena cosa rappresenta per te? Cesena, io sono cresciuto all'ippodromo di Ravenna, è qualcosa che è difficile cancellare anche se non c'è più. Cesena è stata la qualità da sempre, dalla prima volta che sono venuto a vedere l'Europeo, era l'anno di Last Record, Lightning Larry, c'erano cavalli che per noi a quel tempo lì, per me che ero di Ravenna, erano proprio extraterrestri, e quindi dopo tanti anni essere riuscito a vincere questa corsa e comunque a essere qui a Cesena con un senso, cioè essere protagonista, è qualcosa di veramente molto bello per me. Parliamo un po' anche della tua infanzia e degli inizi. Quando è nato questo amore per i cavalli e quando hai iniziato a guidare? Lì perché ero piccolino, mi portavano all'ippodromo di Ravenna, poi mio nonno pian piano è riuscito a farmi mettere su un cavallo e farmi fare un giro lì, rovinato a vita. Però diciamo professionalmente ho cominciato con Alessandro Brombin, che è un allenatore che era qua anche a Cesena, e piano piano siamo cresciuti assieme, la mia passione, la mia consapevolezza che poteva essere un lavoro vero. All'inizio ti chiedo, soprattutto le prime volte, quali sono gli errori più frequenti che si tendono a fare dovuti all'inesperienza e come si correggono? No, sì, guarda, si fanno perché c'è la foga di vincere, del risultato, non hai la freddezza e l'esperienza per gestire certe situazioni, per cui è successo anche con un favorito, con un cavallo che andava il doppio, sono rimasto chiuso a Padova per non far mettere sotto un concorrente che non contava niente, e ho fatto danni, sono andato a piedi, non ho vinto. E per cui è chiaro che quella lì ha insegnato un bel po'. C'è una sconfitta alla quale ogni tanto pensi ancora? No, guarda, le sconfitte ci sono e qualcuno mi ha fatto anche molto male, anche a livello personale. Qui non hai sempre a che fare con dei gentiluomini, per cui non è sufficiente ferirti come professionista, vogliono ferire anche l'uomo e mi è successo anche questo. A tuo parere qual è l'aspetto più difficile di questo mestiere? Il problema più grosso è quando la gente ti chiede che lavoro fai, questa è una cosa che mi fa male. Tutte le volte quando spieghi che lavoro fai c'è sempre la battuta sul coinvolgimento, sulle corse, sulla scommesse, e questo francamente dopo tanti anni mi ha stufato. Nel poco tempo libero, perché sappiamo siete sempre in giro, quali sono i tuoi hobby e interessi? Da una quindicina d'anni corro a piedi, faccio un po' di attività fisica, poi dopo ho avuto una parentesi di 2 anni e mezzo in Francia e lì non c'era tempo, non avevo gli stimoli giusti, così adesso ho ricominciato con la palestra e mi piace, mi dà serenità, mi dà consapevolezza, mi scarica un po' di tensione, e poi interessi, mi piace moltissimo i film, il cinema mi piace veramente molto e è una passione che condivido con mia moglie. A proposito di Francia, parliamo di questa parentesi, come si è creata questa opportunità e ti chiedo quali sono le principali differenze tra l'ippica italiana e quella francese. L'opportunità me l'ha data Soloa, collaboravo già da tanti anni, si è presentata l'occasione, mi sembrava il modo di provare a fare l'ultimo salto veramente importante della mia carriera. Partita bene, sono andato veramente vicino a guardare il fiume, però non ce l'ho fatta.
e non ce l'ho fatta per una serie di motivi, sono molto nazionalisti, francesi, qualcosa ho sbagliato, non ho avuto fortuna, non era al momento giusto, nel posto giusto, una serie di circostanze che hanno fatto sì che dessi fino all'ultima goccia di volontà che avevo, però il risultato non è arrivato, per cui sono tornato a casa. Il 95% vivono solo per i cavalli, per l'ippica, per le corse, per il nostro ambiente. Bazir che può far d'artiere, può fare qualsiasi cosa, non ci sono preconcetti di nessun tipo. Il ragazzo giovane che parte dal Monte a 25-26 anni si compra un centro di allenamento da 1 milione, da 2 milioni, da 3 milioni, le banche gli danno le sovvenzioni, lo Stato li aiuta. La stessa cosa per le scommesse, quando c'è una leggera flessione abbassano subito il prelievo, qualsiasi cosa non vada bene si presentano in piazza e fanno sul serio e vengono ascoltati, quello che noi non riusciamo più a fare. Oltre a Mac Grace che abbiamo presentato all'inizio, quali sono altri cavalli che sono stati particolarmente significativi per la tua carriera? Ma guarda, ce ne sono stati tantissimi, perché io ho guidato anche dei campioni stranieri, tantissimi cavalli, ma il primo cavallo nel mio cuore è sempre stato e rimane Metello M. Poi è chiaro che Mac Grace ha fatto la differenza coi numeri.